Seconda corsa dall'Arcoveggio, ritirato il numero 2 Colorado Spring, sono cavalli di 3 anni, corsa a reclamare sul miglio. 1 Citro Sodina Oil, 3 Commander Crow, 4 Crinto Light, 5 Cedrina Jet, 6 Chantal del Ronco, seconda linea 7 Castiglione, 8 Cauger Digital Set, 9 Cristal da Col, 10 Can dei Greppi, 11 Cioccolazzi. Pronostico che vede Commander Crow, numero 3, favorito. Macchina che stacca in questo momento, è veloce in partenza Crinto Light insieme a Cedrina Jet, lungo la corda anche Citro Sodina Oil, che però sbaglia e coinvolge anche per un attimo. Molti numero sbagliano. 1 Cidrosodina Oil Molti hanno sbagliato, intanto ne numero approfitta 5 Chantal Cedrina Jet per portarsi a condurre, la squalifica anche per Cedrina Jet. Numero 7 Castiglione squalificato. E anche Castiglione squalificato, che era stato coinvolto dalla rottura di Citrosodina Oil, ha creato un po' di danni nei primi, imboccando la curva, diversi cavalli incerti, e ora ne ha approfittato Chantal del Ronco per portarsi a condurre. All'esterno avanza Commander Crow, alla corda c'è Crinto Light, poi Can dei Greppi, intanto 48 per i primi 600 metri di gara. Insiste all'esterno Commander Crow, ma difende la posizione Chantal del Ronco e se ne vanno i primi 800 metri di gara in 1-3-8. Intanto attacco della penultima piegata con Chantal del Ronco in vantaggio, Commander Crow che si impegna, più indietro Crinto Light, poi Can dei Greppi. Siamo al chilometro, coperto da Chantal in 1:19.5. Insiste all'esterno, Commander Crow attacca con decisione, mentre ha spostato anche Can dei Greppi, che cerca di avvicinare i primi sulla curva finale. Commander Crow deve ancora perfezionare di sorpasso su Chantal del Ronco, che difende ancora la posizione, ma passa ora Commander Crow. Viene però anche Can dei Greppi, completamento della curva finale, ingresso in dirittura d'arrivo, si presenta in vantaggio Commander Crow, inseguito da Can dei Greppi. Ultimi 80 metri di gara con Commander Crow che viene a vincere meritatamente questa seconda corsa all'Arcoveggio. Secondo posto per Can dei Greppi, al terzo chiude Cristalda Col, 1:18.9 con 31.9 a chiudere, ma corsa sicuramente condizionata dal caos sulla prima curva fra Citrosodina Oil, Castiglione, anche Crinto Light è stato coinvolto, e vediamo invece Commander Crow e Vincenzo Vitaliano che... Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa. Esultano e comunque, come avete sentito, sirena per controllare quanto è accaduto sulla prima curva.